Futsal People, buonasera da Enrico Coggela e benvenuti al Pala Maggiore di Lejny. L84 Torino, Ital Service Pesaro, 17ª giornata di Serie A. L'84 per centrare il nono risultato utile nelle ultime 10, rilanciando la propria voglia di alta classifica. L'Ital Service per dare continuità alla vittoria contro la Roma, provando a rilanciare la propria voglia di playoff, forse impresa impossibile fino a fine 2024. Ci siamo, squadre che stanno prendendo possesso del parquet del Pala Maggiore. Andiamo quindi a scoprire chi saranno i protagonisti della sfida di questa sera, partendo dalle scelte di mister Paniccia. Ovviamente sponda L'84 che va a completare il proprio reparto dei portieri con 19 Pasculi e 22 Tondi, poi 5 Rescia, 6 Tuli, 8 Sicheira, 10 Osico, 13 Braga, 17 Cuzzolino, 18 Coco Wellington, 21 Murillo Schiocchè, 23 Mendes e 80 Raguso. Risponde dall'altro lato mister Bargnesi con il numero 2 Ricordi e il numero 88 Manservici a completare quello che è il reparto dei portieri, poi 10 Badai, 6 Gastaldo, 7 Gagliani, 5 Toni Dandel, 9 Patias, 19 Taurisano, 21 Achilli, 24 Barichello, 65 Saponara e 84 Ramon. C'è ovviamente una terza squadra in campo, quella inquadrata, quella dei direttori di gara che saranno per l'occasione Cini di Perugia, Lacrimini di Città di Castello, al crono Zampino di Agropoli. E l'84 alla consueta foto di rito. Buon momento per i verdeneri, dicevamo, dei risultati utili nelle ultime sfide. Forse qualche pareggio di troppo, ma verdeneri che comunque mantengono una buona quinta posizione in classifica, a ridosso della metà Catania, un po' staccato dal quartetto di testa composto da Feldievoli, Cositi Genzano, Napoli e appunto Meta. L'Ital Service invece ha iniziato in maniera quantomeno complicata la propria stagione, rimanendo a lungo in zona play-out e anche in zona retrocessione, invece facendo un passo importante avanti nell'ultima giornata di Serie A, battendo la Roma per 4-3, rilanciando così una possibile, anche se vogliamo, voglia di play-off. Quota play-off che in questo momento è a 5 punti di distanza per la squadra di mister Bargnesi, che partirà con Ricordi tra i pali, poi Ramon, Barichello, Saponara e Gastaldo, e l'84 invece con Fabio Tondi tra i pali, poi Rescia, Tuli, Cuzzolino ed Osico, con il solito quintetto che abbiamo imparato a conoscere per la squadra di mister Paniccia dopo l'addio di Vinicius Rocha. Tanto mercato anche per l'Ital Service, che ha salutato tra le proprie fila Ramon, in arrivo dal Benevento, così come Alessandro Patias. Per i biancorossi arrivo anche di Badai per dare qualche rotazione in più alla squadra di mister Bargnesi, ma ci siamo, via, si parte, andiamo, buon divertimento con l'84 Ital Service Pesaro, con Gastaldo che gira il primo possesso della sfida, andando però direttamente in out, pressione efficace della prima linea dell'84. Sono 32 i punti in classifica della squadra allenata da mister Paniccia, che ha trovato una vittoria importante nell'ultima sfida di campionato, battendo il Benevento in trasferta. Osico sfida Gastaldo, rientra Osico, pisata per Cuzzolino, passa bene Cuzzolino, va dentro, Ricordi bene con il petto, copre il suo palo, poi si lotta, Saponara raccoglie solo per un attimo, gliela porta via però, poi bene Tuli, Osico, Tuli sfida con Gastaldo, pallone imbucato, legge Ramon, Barichello sponda per Saponara, rizzica qualcosa a Ramon, Osico, rimpallo, poi il pallone se ne va, si accontenta della rimessa laterale Ramon, che qui in Piemonte conosciamo molto bene, assoluto protagonista dello scudetto 2016 dell'Asti. Intanto Gastaldo sul punto di battuta al limite dei 4 secondi per Ricordi, lancio in avanti in zona Tondi che ci arriva di testa, buono il pallone per Cuzzolino, cambio lato, bene per Osico,
rientra Osico, finte e poi Tuli lavora bene per lui, passa Osico, vuole il fondo, palla dentro a cercare Rescia che andava per la deviazione e l'11° gol in campionato. Bella giocata da parte di Osico, buona copertura invece da parte di Ramon. Tuli sul punto di battuta, troppe spinte tra Ramon ed Osico, ora però si può giocare, palla fuori per Cuzzolino sul secondo palo, con una mano forse Barrichello, ma si gioca, Rescia sulle sue tracce, poi Barrichello vuole giocare e riparte da Gastaldo. Pallone in verticale, Saponara non controlla dopo lo scontro con Cuzzolino che gli dice qualcosa, sta di fatto che la rimessa sarà per l'84, colloquio tra il primo arbitro Cini e mister Paniccia, poi anche con Leandro Cuzzolino, non contenti dell'atteggiamento di Saponara nei confronti dell'Universale argentino, tant'è che si ripartirà con la rimessa laterale in favore dell'84. Osico Rescia, Cuzzolino, Tuli, 4-0 per l'84 che ha trovato continuità con questo quintetto di partenza. Cuzzolino passa bene, guarda la porta e lascia partire il suo sinistro che termina non lontano dal palo alla sinistra di Enrico Ricordi, che comunque sembrava sulla traiettoria. 1 minuto e mezzo di buona L84 in questo avvio, deve ancora farsi vedere il tal service. Ricordi in verticale a cercare Saponara con la schiena da Fabio Torri. Cuzzolino attaccato molto forte da Ramon. Osico porta a spasso il pallone e riparte poi da Cuzzolino. Osico, Cuzzolino, Tuli, ancora Cuzzolino, cambio lato, Osico di prima in verticale per Tuli, pallone un po' arretrato, rinviene Saponara, sempre Tuli, vuole imbucare, deviazione, Rescia non può arrivarci, ha lasciato scorrere invece Matteus Barrichello, ultimo tocco non visto dai due direttori di gara, sarà rimessa per l'Ital Service Pesaro, decisamente arrabbiato Tuli, ringrazia Gastaldo, pronto a giocare. Pallone in verticale per appoggiarsi da Saponara, trattenuta da parte di Tuli, secondo il secondo arbitro Lacrimini, punizione per l'Ital Service Pesaro e primo fallo della partita dopo 2 minuti e 4 secondi. C'è Matteus Barrichello sul punto di battuta, 15 gol per lui in campionato. Va in porta Barrichello, centra Cuzzolino, raccoglie Ramon. Barrichello prova a sgasare, gli porta via il pallone Leandro Cuzzolino, occhiataccia di Matteus Barrichello nei confronti dell'argentino. Barrichello, bella scoperta della nazionale di CT Salvo Samperi. Occhio a Saponara, sempre a duellare con Tuli, Rescia forte, poi Barrichello trova il pallone, Tuli ancora a lottare, va giù, anzi no, l'ultimo tocco e di Tuli, la rimessa è per l'Ital Service Pesaro. Colloquio intanto tra Matteus Barrichello e Maxi Rescia, sta di fatto che si ripartirà col possesso per il giocatore della nostra nazionale. Palla sopra a cercare Ramon, calcia al volo, si presenta così Ramon all'Ital Service Pesaro mettendo la freccia al pala maggiore di Leini dopo 2 minuti e 22 di gioco. 1-0 Ramon. Ha funzionato e come lo schema da palla inattiva dell'Ital Service Pesaro, palla sopra e destro al volo, da rivedere quel contatto dentro l'area, poi la bella conclusione da parte di Ramon che ha siglato così il primo gol in maglia Ital Service. Si riparte, tutto da rifare per l'L84, in discesa la partita in questo avvio per l'Ital Service Pesaro. Occhio a Tuli, Osico sfida Toninandelli, in buca, poi deviazione, Tuli lascia scorrere. Palla centrale, Osico calcia col sinistro,
non trovando l'impatto perfetto col pallone, non trovando nemmeno la porta. Poi si divora la sfera il capitano dell'84. Ricordi corto per Barrichello, scava il pallone, Tony Nandel. Ricordi in verticale per la corsa del suo capitano, in palleggio Cuzzolino, la mette giù Osico, Cuzzolino, Tuli, sfida Patias, rientra Tuli, Osico, isolamento con Barrichello, rientra Osico, calcia Osico, deviazione credo di Maxi Rescia con la testa, sfortunato, rimessa dal fondo per Ricordi. L'84 subito a caccia del gol del pareggio, prima linea molto molto alta della squadra di mister Paniccia, che mette in difficoltà l'uscita palla del Pesaro, con Ricordi che ha dovuto andare direttamente da Fabio Tondi. Poi dentro Raguso anche. Cuzzolino, isolamento con Barrichello. Vuole il fondo Cuzzolino, attaccato forte da Barrichello, non c'è fallo. Transizione Pesaro col cambio di lato, letto bene però da Mattia Raguso. Poi Tondi in verticale a cercare Leandro Cuzzolino che mette giù il pallone. Rinviene su di lui ancora una volta Barrichello, solata per andare da Rescia, poi Gagliani controlla, ci arriva per primo Osico. Punizione in favore dell'84, gioco pericoloso di Pierluigi Gagliani e possibile soluzione da palla inattiva per la squadra di mister Paniccia. Gagliani segnò una doppietta quando vestiva ancora la maglia della Feldi Eboli in finale di Supercoppa Italiana qui al Pala Maggiore di Leni, finale poi vinta proprio dalle Volpi di Salvo Samperi contro l'84. E attenzione alla punizione con Mattia Raguso sul punto di battuta, anche Leandro Cuzzolino. Calcia Cuzzolino, cercando ancora una volta la possibile deviazione da parte di Maxi Rescia, che arriva però leggermente in ritardo. Dentro anche Murilo Schiocchè. Ricordi, lascia lì per Barrichello, poi Gagliani. Corto Patias, non si può chiudere l'1-2, rimpallo con Raguso e poi Gagliani. Rischia Patias, Gagliani. In verticale per andare da Barrichello, pallone troppo all'indietro. Dentro Braga per l'84, Raguso, Rescia, ancora Raguso, Murilo Schiocchè, regge Braga su Tony Nandel che lo attacca forte, l'ultimo tocco è il suo. Murilo, Rescia dopo il tocco di Raguso, pallone in verticale, deviazione e rimessa per l'84. Raguso lascia lì per Murilo Schiocchè, dentro anche Lucas Siqueira. Braga prova a calciare, centra Felipe Tony Nandel, angolo per l'84, sempre 1-0 però per il Pesaro dopo poco più di 4 minuti di gioco. La decide fin qui Ramon col primo gol della sua avventura marchigiana. Palla centrale, Tony Nandel, poi Patias il più lontano possibile. Raguso sul punto di battuta. Cambio lato per andare da Siqueira, sfida Patias, si muove per lui Braga, poi cambio lato Raguso, finta per guardare la porta, Raguso porta a spasso il pallone, si rifugia nuovamente da Siqueira. Murilo Schiocchè, Siqueira scappa dalla pressione di Patias, guarda la porta e calcia, non trovandone però lo specchio. Altra conclusione da lontano per l'84, questa volta con Lucas Siqueira, ancora 0 parate però per Enrico Ricordi. Patias, Tony Nandel, poi Badai. Tony Nandel scava il pallone per vie laterali, non ci arriva Gagliani. Murilo sul punto di battuta. Siqueira in verticale da Braga, si gira Braga, cambio lato per andare da Raguso, corre in verticale Braga, Murilo Schiocchè, Raguso va in verticale, centra Badai, poi lotta Raguso, Badai lascia lì il pallone, bene per Gagliani. Patias addormenta il possesso andando da Tony Nandel. Patias
Badai, Torinandel in verticale da Galliani che scivola al momento del controllo. Siqueira in verticale da Braga che scappa bene dalla pressione forte da parte di Galliani. Murilo, Siqueira, Murilo prova a imbucare, non passa su Badai, poi Siqueira, finte di Siqueira, porta a spasso il pallone, poi Raguso, isolamento con Galliani, si riparte da Siqueira, rientra e poi cambio lato, Murilo Schiocchè, isolamento con Badai, affonda, Schiocchè va dentro, ricordi la blocca in due tempi, poi prova ad andare subito in verticale, alla fine scarico corto per Galliani, controllo complicato, deve scappare dalla pressione di Raguso, alla fine va direttamente in out, fuori Braga, dentro Coco per l'84. Qui rivediamo il tentativo da parte di Murilo Schiocchè, attento Enrico Ricordi sul suo palo. Murilo, Siqueira, fuori Braga, si torna al 4-0, questa volta con Coco in campo. Siqueira in verticale da Murilo Schiocchè, prova a scavare il pallone per Raguso che controlla, cambio lato, buono per Coco, isolamento con Torinandel, palla centrale, Raguso non controlla, poi va giù, non c'è niente, si gioca, ricordi in verticale per la corsa di Badai che non trova il primo controllo, niente da fare per Badai, gioca nell'84. Coco, Raguso, Murilo Schiocchè, aspetta l'Ital Service Pesaro, forte del vantaggio di 1-0. Siqueira, Coco, Siqueira, Murilo, Coco, non imbuca, riparte da Mattia Raguso. Coco, Siqueira, ancora Coco in verticale, palla di ritorno per Siqueira, fino in fondo Siqueira! La pareggiata nell'84 col tocco sotto di Lucas Siqueira, assist perfetto di Coco Wellington ed è 1-1 al Palamaggiore. Tanta voglia per l'84 di trovare il gol del pareggio che è arrivato con Lucas Siqueira che risponde alla firma in apertura di Ramon. Occhio a Barrichello fino in fondo, Tonni due tempi la fa sua. Bella trama dell'84 che ha trovato libero Coco in angolo, poi Siqueira è entrato molto bene dentro la zona pericolosa, non ha sbagliato, tu per tu con Enrico Ricordi, Tuli regge, si muove Rescia, pallone per lui, deviazione da parte di Gastaldo, l'ultimo tocco comunque quello di Tuli, la rimessa è per il Service Pesaro. Ramon in verticale da Saponara, su di lui Tuli, si gira Saponara, guarda la porta, poi scarico Ramon, chiuso in angolo, Murilo ripulisce la zona pericolosa verde-nera, allungando direttamente in out. Palla sopra per Barrichello al volo, peggio di Ramon in precedenza, pallone che se ne va. Murilo in verticale da Tuli, ricorda in qualche modo, poi scaraventa il più lontano possibile il pallone direttamente da Fabio Tondi. Rescia, Murilo scava il pallone per la corsa di Rescia, fino in fondo Rescia, ricorda in qualche modo e poi Barrichello, vorrebbe un fallo di mano Maxi Rescia, tutto buono per i due arbitri, gran parata di Ricordi quasi stile pallamano e poi con la spalla Matteus Barrichello a negare la gioia del gol dell'84, palla fuori, Coco suolata direttamente out, controllo infelice per Coco Wellington, altra occasionissima però per la squadra di mister Paniccia, solo Barrichello dire di no a Maxi Rescia. Gastaldo in verticale, Osico direttamente sul soffitto del Palamaggiore di Leini, altro giro dalla rimessa per la squadra di Bargnesi. Ramon, Barrichello lavora per lui Ramon, scarico Gastaldo,
Si lotta tra Tuli e Saponara, altro fallo guadagnato da Alessio Saponara. Gran lavoro in fase da pivot, prova a battere veloce Barrichello, deve fischiare chiaramente il primo arbitro Cini, soprattutto perché la Cremini era a colloquio con Coco Wellington, che era andato a chiedere spiegazioni. Dicevamo del buon lavoro da parte di Alessio Saponara, per lui 7 gol in stagione fino a questo momento in Serie A. E altra punizione da una posizione molto interessante per l'Italservice. Occhio al sinistro di Gagliani e al destro di Ale Patias. Si stacca Gagliani, va in porta Patias, molto bene Tonni spaccata, poi Rescia allontana il pallone che diventa buono per Osico. Patias rinviene molto bene anche in fase difensiva, poi vola al cambio. Buon lavoro di Ale Patias a negare la possibile percussione ad Osico. Tuli sul punto di battuta chiama la giocata. Palla centrale, Rescia calcia. Facile per Ricordi, che ora va in verticale direttamente da Tonni. Palla per la corsa di Rescia che prova ad arrivarci. Prima di lui però ancora una volta molto bene in fase anche difensiva Alessio Saponara. Rimessa all'84, rientra anche Leandro Cuzzolino. Tuli dentro, legge Barrichello, poi tocca Osico e ancora Tuli. Sfida tra numeri 6. Tuli doppio passo, vuole il fondo, non passa, lavora molto bene Gastaldo, sporcando il pallone direttamente in out. Palla centrale verso Rescia, che trova solo le mani di Ricordi. Grande parata del portiere del Pesaro, richiamato Gastaldo, qui il destro di Maxi Rescia, Ricordi a toglierla da sotto la traversa. Angolo per l'84. A 11 minuti dalla fine del primo tempo. Palla fuori, Rescia lascia scorrere Cuzzolino, poi imbucato il pallone per Saponara, sterzata, riviene molto bene Tuli solo sul pallone. Cuzzolino, trattenuto Tuli, riparte Cuzzolino, Osico! Transizione perfetta dell'L84 che si porta avanti col gol del suo capitano, la trottola di Osico, 2-1. Rimonta completata da parte dell'L84, transizione veramente perfetta della squadra di mister Paniccia. Time out invece per mister Bargnesi, stop sul parquet, stop anche per noi. È suonata la sirena che ha richiamato in campo le due squadre. 2-1 per l'L84, conciliabolo interessante quantomeno tra Osico e il primo arbitro Cini, con un Osico che andava lamentando la trattenuta di Gastaldo ai danni di Tuli nel tentativo di far simulare un fallo, anche un cartellino giallo. Tutto da rifare ora per l'Italservice Pesaro, che era partita molto bene con il gol di Ramon, poi tanta fase difensiva
qualche sfuriata di Barrichello in avanti, tanto buon lavoro da parte di Saponara come in questo frangente. Alla fine però l'84 si è messa avanti, palla di Cuzzolino sopra per la corsa di Rescia, legge Ramon, guarda anche la porta, Ramon non passa su Tuli, poi Tony Nandel, rimpallo e Ramon, ricordi finta per mandare fuori tempo Tuli, lancio in avanti, non ha l'ascensore Saponara che non può arrivarci. Tondi lunghissimo da Tuli, ricordi ci mette bene le mani, trova il pallone Ramon che spinge la transizione, scarico per Tony Nandel, scivolata perfetta di Maxi Rescia che gli dice di no, sfida tra numeri 5, crampi per Tuli, protagonista di un doppio scatto in questi ultimi 20 secondi. Si rialza il numero 6 dell'84, rimessa laterale per l'Italservice Pesaro con Tony Nandel sul punto di battuta. Pallone lasciato lì, Pattias prova la giocata, va giù Pattias, non c'è niente, raccoglie Tony Nandel. Barrichello, Ramon. Barrichello, isolamento con Maxi Rescia. Vuole il fondo Barrichello, va dentro, calciando forte, forte, forte sul primo palo, trovando solamente il lato del montante della porta di Fabio Tondi. Sicuramente una delle armi migliori per il Pesaro, Mateus Barrichello, se non la migliore. Dicevamo in precedenza 15 gol stagionali per il numero 24, tante giocate in 1 contro 1 per il laterale dell'Italservice. Cuzzolino, Rescia, tocca Barrichello, poi duello Ramon Braga dall'altro lato del campo, occhio a Barrichello che non passa, Rescia raccoglie, prova ad andare lontano, non ci riesce, rimessa Italservice. Barrichello fuori per Ramon, Tony Nandel, Ramon, Barrichello, corre Tony Nandel, rientra, isolamento di Barrichello ancora con Maxi Rescia. Sempre sfida tra i due, Barrichello! Super gol, calma olimpica e sinistro in buca d'angolo, esulta così Mateus Barrichello che fa 2-2 a 9:02 della sirena. Dicevamo delle super doti in fase di 1 contro 1 per Mateus Barrichello, neanche un super ultimo come Maxi Rescia può vincere ogni duello durante la sua partita. È la prima opportunità, Barrichello ha subito punito l'84, gran gol, Tony Nandel troppo forte su Lucas Braga, giallo per il capitano del Pesaro. Punizione da una posizione molto interessante per l'84 che ha subito pochi istanti fa il pareggio dell'Italservice Pesaro, gran gol di Mateus Barrichello che sale a quota 16 in stagione. Dopo che Ramon aveva aperto le marcature, 2 gol verdeneri siglati da Lucas Siqueira e poi Osico. Tanto lungo colloquio tra il primo arbitro Cini e la panchina dell'Italservice Pesaro, c'è il fischio. Cuzzolino calcia forte verso la porta, ricordi in tuffo, poi Barrichello allunga direttamente in out. Poi 5 con Osico, rimessa all'84, gran botta di Leandro Cuzzolino, gran risposta invece di Enrico Ricordo. Palla fuori Raguso. Cuzzolino, centrale, Braga. Regge il pallone, sempre Braga, cambio lato Raguso, Cuzzolino in angolo, su di lui Barrichello, si muove Raguso lasciando poi spazio a Osico, sempre Cuzzolino prova a girarsi, su di lui Mateus Barrichello, scarico e si riparte da Raguso. Osico, isolamento con Ramon, crocchetta di Osico che se ne va, guarda la porta solo per un attimo, poi passa anche su Barrichello, alla fine finisce il campo, spinta di Barrichello che poi va
a raccogliere Usico, c'è l'intesa, si dispera il capitano dell'84 che per un attimo aveva avuto la possibilità di scaricare il pallone o calciare anche verso la porta e poi si è trascinato, però il pallone troppo lontano dallo specchio. Occhio a Cuzzolino, cambio lato, Raguso! Altra transizione perfetta, guidata da Leandro Cuzzolino, non può sbagliare Mattia Raguso, fortissimo sul secondo palo, torna sopra l'L84 a 8 minuti dalla fine del primo tempo. 3-2 Mattia Raguso. Grande giocata da parte di Leandro Cuzzolino per propiziare il quarto gol stagionale di Mattia Raguso, che si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Poi palla forte sul secondo palo per cercare il gol a deviazione. Occhio Galliani che arriva fino in fondo, trovando solamente l'esterno della rete. C'è da spostare la porta di Fabio Tondi. Dicevamo della giocata di Leandro Cuzzolino, che si è preso una buona lettura e poi ha sgasato bene sulla banda di sinistra, trovando un ottimo campionato. Raguso chiaramente da quella posizione deve andare forte sul secondo palo, così ha fatto, pallone nello specchio della porta e gol del 3-2, palla sopra di Cuzzolino, troppo lunga per Mattia Raguso. Ricordi, lascia lì Barichello. Galliani scappa, poi sbaglia lasciandogli il pallone. Siqueira, ricordi, super parata, gol divorato dall'L84 sull'ingenuità da parte di Pierluigi Galliani. Cuzzolino molto altruista, bravissimo, ricordi, a rimanere in piedi. Siqueira poteva fare qualcosina in più. Palla fuori, Cuzzolino, suolata, calcia, c'entra Patias, ci prova un'altra volta e c'entra un'altra volta Patias. Siqueira si accontenta della rimessa. Cuzzolino, Murilo Schiocchè, Siqueira, Murilo, Raguso all'indietro molto male, pallone un po' sotto al destro per Mattia Raguso, che regala il possesso a Felipe Toninandel. Sul punto di battuta, occhio Patias, palla dentro, Raguso la lascia lì e poi ci prova Ramon, vicinissimo alla doppietta, solo palo, non c'è deviazione, sfortunata l'Ital Service, graziata l'L84 sul sinistro di Ramon, forte 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 sul palo. Cuzzolino, Raguso, bella palla in verticale per Murilo, solo con ricordi, Murilo ancora ricordi a dire di no l'L84, Siqueira la raccoglie, Schiocchè ancora ricordi sul primo palo, che prova a richiamare l'attenzione dei suoi. Aveva sbagliato Patias regalando il possesso. Occhio a Cuzzolino che se ne va sul fondo, prova ad andare dentro, ancora ricordi. Altro angolo per l'L84, super Enrico Ricordi negli ultimi 10 secondi di gioco. Palla centrale retta da Saponara. Raguso adesso sul punto di battuta, dopo aver preso un po' di fiato, verso Siqueira al volo sul secondo palo, arriva con un attimo di ritardo Mattia Raguso e alla fine il Pesaro riesce a ripulire l'area di rigore. Raguso, palla sopra verso Siqueira, anticipato da Matteus Barichello prima che il numero 8 potesse mettersi in ritmo. Dentro Coco, fuori Cuzzolino. Calcia forte Siqueira, pallone contratto e raccolto facilmente da Enrico Ricordi. Toninandel in verticale, mette giù Saponara, su di lui Siqueira, prova a sfondare Saponara, ottima copertura in scivolata da parte di Lucas Siqueira, che si prende gli applausi della sua panchina. Ramon all'indietro, Barichello, Saponara fuori dai blocchi, lascia lì a Toninandel, sulle sue tracce Siqueira. Lotta furibonda tra Raguso e Saponara, occhio a Ramon, sterzata, prova a passare su Coco, deve però ripartire da Barichello. Sempre Barichello, sfida tra compagni di nazionale. La vince Murilo Schiocchè, l'ultimo tocco però il suo. Secondo il direttore di gara Lacrimini, gioca il Pesaro.
Saponara regge il pallone, suolata, Tony Nandel, calcia, Siqueira ci mette il gambone ed esulta come se avesse segnato. Angolo per l'Ital Service con Capitan Tony Nandel sul punto di battuta. Palla all'indietro, letta solo per un attimo da Murillo. Possesso comunque per l'Ital Service, sempre Tony Nandel all'indietro per Barrichello. Altra sfida con Murillo, prova a sgasare Barrichello, chiuso da Murillo Schiocché. L'ultimo tocco questa volta è chiaramente del giocatore dell'84. Con il secondo arbitro Lacrimini che è andato a rubare il pallone per un istante a Matteo Barrichello. Ora Ramon, Tony Nandel in verticale, legge Siqueira, poi Coco. Aspetta. E solo al pallone per Siqueira. Murillo in verticale da Coco, prova a chiudere 1-2, legge, provvede Matteo Barrichello. Sulle sue tracce sempre Murillo, abbraccio forte, poi sgasa Barrichello che prova ad andarsene, sempre Barrichello, toccato duro da Murillo che spende il fallo e spende anche il giallo. Punizione con Ramon sul punto di battuta, giallo anche per Marco Pasculli in panchina. I giocatori dell'84 stanno protestando per la posizione della punizione assegnata al Pesaro. Qualche metro più indietro, proteste in maniera molto veemente, troppo forti invece quelle di Marco Pasculli. Con Ramon che con tanta esperienza ha guadagnato qualche metro prezioso per battere questa punizione. Intanto li vedete Osico e Ramon a parlare insieme a Marco Pasculli. Sta di fatto che sarà punizione per l'Ital Service Pesaro. Anche Ale Patias a parlare con Osico. Un po' di mercato sul parquet, ma si può giocare con Patias sul punto di battuta. Ramon, possibile scarico. Attenzione ad Achilli appena entrato dentro l'area e anche a Saponara. Va in porta Patias, trovando però solamente le mani attente di Fabio Tondi che allunga direttamente in alto. Palla sopra verso Patias, Saponara la trova, miracolo di Tondi, poi il pallone resta lì. Il Pesaro non so come non trova il gol del 3-3. Prima miracolo di Tondi in brasiliana, poi doppio rimpallo, Patias calcia fuori. Praticamente porta vuota. Che errore di Alessandro Patias che ha graziato nell'84. Coco, Tuli lascia lì per Murillo. Tuli in verticale per la corsa di Murillo, direttamente da ricordo. Saponara, Tony Nandel scava il pallone, trova le gambe di Tuli e la rimessa laterale. Ultimi 5 minuti di gioco del primo tempo di L84 Ital Service Pesaro, 3-2 in favore della squadra di mister Paniccia. Occhio però a Saponara che scava il pallone in verticale per la corsa di Tony Nandel, trovato solo le braccia di Fabio Tondi. Murillo Schiocché, cambio lato preciso per andare da Coco che scava il pallone in parallela. Tuli, pallone di ritorno per Coco, rimpallo, l'ultimo tocco di Coco che non ci ha creduto. Forse Tuli poteva anche cercare la conclusione sul secondo palo dove era in agguato Murillo Schiocché. Sta di fatto che ringrazia Ricordi. Achilli, Ramon rischia su Tuli, poi va in verticale direttamente da Tondi. Coco, scontro con Saponara, si gioca, fallo e giallo di
Saponara, ingenuità da parte del pivot del Pesaro con Coco che l'aveva con malizia provocato, ha boccato Saponara, giallo arrivato. E punizione da una posizione molto interessante per l'L84. Parlano ora in maniera molto attiva Coco e Saponara, quel giocatore del Pesaro che manda a quel paese Coco. Sta di fatto che Leandro Cuzzolino è entrato per posizionare il pallone e andare alla conclusione verso la porta di Enrico Ricordi. Coco staccato, ancora accoppiato con Saponara, Osico sul perimetro, occhio a Rescia, c'è il fischio però. Cuzzolino va in porta, deviazione di Ramon e angolo per l'84. Cuzzolino a prendere un po' di fiato dopo la punizione dentro Tuli. Chiaramente Cuzzolino non può giocare tutti i minuti, ha bisogno di riposare per mantenere alta la lucidità. Palla fuori, Rescia. Coco, trenino per andare da Rescia. Osico non riesce ad ammortizzare il pallone che arriva troppo lungo per Maxi Rescia. Ringrazia Gastaldo che gioca. Achilli. Saponara fuori dai blocchi. Si gira, poi scarico. Tony Nandel. Achilli. Tony Nandel in verticale. Saponara. Si gira Saponara. Non passa su Tuli. L'ultimo tocco del pivot del Pesaro. La rimessa per l'84. Coco Rescia, Osico in verticale da Tuli, attaccato forte da Achilli, va giù Tuli, doppio rimpallo, Coco non ci arriva, Tony Randella alla fine mette tutti d'accordo, la rimessa per l'84. Osico, isolamento con Gastaldo, rientra Osico, cambiato Tuli, finte su Achilli, palla in angolo da Coco, scarico, Tuli calcia, male con il destro, pallone molto lontano dallo specchio della porta, fuori Coco, dentro Cuzzolino. Achilli a campo da prendere e lo fa, poi va in verticale, male però da Ale Patias. Cuzzolino. Osico scava il pallone per la corsa di Rescia che controlla Rescia fino in fondo col pallonetto quasi in spaccata per provare a battere un ispiratissimo che stasera Enrico Ricordi. Buono il controllo, manca qualche centimetro a Maxi Rescia per arrivare sul pallone in maniera piena. Ricordi in verticale, sponda di testa, Achilli in palleggio per Gastaldo, pallone un po' lungo e complicato. Tony Nandel. Achilli se la fa a portare via da Cuzzolino, trattenuta molto evidente da parte di Achilli. Punizioni in favore dell'84 e giallo per il numero 21 del Pesaro. Suona la sirena che ci comunica quinto fallo per il Pesaro. 3 minuti di bonus quindi per l'84. Tuli, palla centrale, calcia Osico non trovando lo specchio della porta col sinistro. Dopo aver lavorato bene su Gastaldo non c'è tocco. Ricordi in verticale direttamente da Tondi, smanacciata, poi Rescia scarico per Cuzzolino, ancora Rescia. Tuli, Osico lavora bene su Tony Nandel, poi altra finta, scarico per Rescia, secondo palo, legge provvede Achilli e poi la trova bene Ricordi, gran copertura di Achilli per rimediare al giallo preso pochi istanti fa. Tony Nandel, attaccato forte, Achilli, cambiolato, Patias in parallela per la corsa di Tony Nandel. Lo tocca Tuli, non c'è niente, si gioca 3 contro 2 possibile per l'84. Cuzzolino guarda la porta, Cuzzolino sinistro magico, non può sbagliare Leandro Cuzzolino che trova il doppio vantaggio per l'84 a 2:25 dalla fine del primo tempo. 4-2 Leandro Cuzzolino.
Gol numero 9 in campionato per Leandro Cuzzolino, una delle stagioni migliori in L84 per l'argentino dal punto di vista realizzativo. Qualche protesta sulla panchina del Pesaro per il contatto tra Tuli e Toninandel. Non ha fischiato però il primo arbitro Cini, molto vicino all'azione. Occhio Pattias, scarico Barichello. Isolamento con Braga, gliela porta via bene Braga, 2 contro 0, Braga fino in fondo, Braga lascia lì per Cuzzolino, 1-2 micidiale di Leandro Cuzzolino che affonda nel primo tempo. L'Ital Service Pesaro, errore pesante di Mateus Barichello, gran lavoro di Lucas Braga. Cuzzolino non può sbagliare da 0 metri, 5-2 a 2-0-6 dal suono della sirena. Micidiale il sinistro di Leandro Cuzzolino, gran lavoro da parte di Braga in fase difensiva, ingenuità come detto di Mateus Barichello. Tondi in verticale a cercare Osico, bene Gastaldo, Ramon la tiene, poi prova a passare, fallo evidente di Lucas Braga e punizione per il Pesaro. C'è l'intesa poi tra Braga e Ramon, giallo in panchina per Toninandel per proteste. Proteste del capitano del Pesaro che voleva il giallo ai danni di Lucas Braga. Ancora una volta molto vicino il primo arbitro Cini, fallo chiarissimo del pivot dell'84 senza giallo, giallo che è arrivato invece per Toninandel. Barichello, la porta via Cuzzolino solo per un attimo. Barichello in verticale da Pattias, lascia lì, Gastaldo calcia, deviazione, Tondi ci mette le mani e poi Cuzzolino deve allontanare. Ricordi, sguardo in avanti e pallone che segue lo sguardo, riesce bene di testa direttamente da Braga, su di lui Ramon, bell'anticipo, resta giù Braga ma si gioca Ramon, scarico Barichello, isolamento con Cuzzolino, sempre Barichello, rientra, calcia, Tondi la trova e addormenta il pallone direttamente in fallo laterale. Ancora giù Lucas Braga, dolorante nel contrasto con Ramon. Con la giocata di Barichello si è rialzato fortunatamente Lucas Braga, si sincera invece delle sue condizioni Ramon. Con Pattias che restituisce il pallone all'84, qualche esercizio per Tondi che va giù, si prepara Marco Pasculli, deve entrare lo staff sanitario dell'84, problema di svenimento credo per Fabio Tondi. Dentro lo staff sanitario verde-nero, pronto Marco Pasculli ad entrare. Da capire a chi sia stato sventolato il giallo di pochi istanti fa. Per quello che riguarda la panchina dell'Ital Service Pesaro, resta ancora giù Tondi, dicevamo pronto Pasculli a fare il suo ingresso. Vedremo che problema sarà per Tondi che comunque riesce a camminare. Fuori Tondi, quindi dentro Pasculli. Che entrerà a freddo in questo finale di primo tempo. Sono 64 i secondi che restano da giocare al pala maggiore di Leni. Pasculli muove il pallone.
Osico in verticale nella zona di nessuno. Ramon attaccato forte da Tuli, deve cercare uno scarico Ramon, prova a passare, Tuli troppo forte e fallo ai danni di Ramon, punizione per il Pesaro. E quinto fallo anche dell'84 a 48 secondi dalla fine del primo tempo, dinamica che potrebbe variare il tema della partita in questo finale, con Barrichello che chiaramente va a prendersi l'isolamento addirittura quasi nella propria area, poi sgasa Barrichello su Murillo Schiocchet, prova ad andarsene, va dentro Barrichello, ottima lettura da parte di Osico con Patias che era in agguato sul secondo palo. Barrichello dentro per Patias che trova sì il pallone ma non la conclusione, poi Pascolin, look per andare da Tuli che non ci arriva, Ricordi. Altro lancio per Barrichello, arma potente per il Pesaro in questo finale anche per cercare il tiro libero, prova a passare su Osico, l'ultimo tocco e di Osico sarà calcio d'angolo per l'Italservice. Barrichello chiama la giocata. Palla fuori per Patias, un po' arretrato il pallone. Patias in buca, scarico, poi Rescia, lotta, alla fine Osico prova ad andarsene, sempre Osico, lascia lì per Murillo, altro scambio, 6 secondi, anticipo forte da parte di Badai che poi allontana il pallone il più lontano possibile, un secondo alla sirena, rimessa l'84 sulla quale terminerà il primo tempo. Suona la sirena, luci spente dopo la prima frazione di gioco tra L'84 ed Italservice Pesaro, 5-2 per la squadra di mister Panicia dopo i primi 20 minuti effettivi di gioco. Noi ci sentiamo dopo l'intervallo. Il nostro pianeta ci dona energia ogni giorno. Una forza che riscopriamo attraverso i gesti più semplici. Così come l'energia è la base della vita stessa, le idee sono la fonte e la scintilla dell'innovazione. Noi di Coesa semplifichiamo procedimenti complessi, dall'efficientamento energetico alla ricerca degli incentivi. Garantiamo risultati tangibili, con la massima chiarezza per il cliente finale. Crediamo in un'innovazione del rispetto e ci adattiamo alle esigenze di un mondo dinamico e in continua trasformazione. Il futuro di Coesa è semplice e pieno di energia. Il nostro pianeta ci dona energia ogni giorno. Una forza che riscopriamo attraverso i gesti più semplici. Così come l'energia è la base della vita stessa, le idee sono la fonte e la scintilla dell'innovazione. Noi di Coesa semplifichiamo procedimenti complessi, dall'efficientamento energetico alla ricerca degli incentivi. Garantiamo risultati tangibili, con la massima chiarezza per il cliente finale. Crediamo in un'innovazione del rispetto e ci adattiamo alle esigenze di un mondo dinamico e in continua trasformazione. Il futuro di Coesa è semplice e pieno di energia.
Il nostro pianeta ci dona energia ogni giorno. Una forza che riscopriamo attraverso i gesti più semplici. Così come l'energia è la base della vita stessa, le idee sono la fonte e la scintilla dell'innovazione. Noi di Coesa semplifichiamo procedimenti complessi, dall'efficientamento energetico alla ricerca degli incentivi. Garantiamo risultati tangibili, con la massima chiarezza per il cliente finale. Crediamo in un'innovazione del rispetto e ci adattiamo alle esigenze di un mondo dinamico in continua trasformazione. Il futuro di Coesa è semplice e pieno di energia. Il nostro pianeta ci dona energia ogni giorno. Una forza che riscopriamo attraverso i gesti più semplici. Così come l'energia è la base della vita stessa, le idee sono la fonte e la scintilla dell'innovazione. Noi di Coesa semplifichiamo procedimenti complessi, dall'efficientamento energetico alla ricerca degli incentivi. Garantiamo risultati tangibili, con la massima chiarezza per il cliente finale. Crediamo in un'innovazione del rispetto e ci adattiamo alle esigenze di un mondo dinamico in continua trasformazione. Il futuro di Coesa è semplice e pieno di energia. Il nostro pianeta ci dona energia ogni giorno. Una forza che riscopriamo attraverso i gesti più semplici. Così come l'energia è la base della vita stessa, le idee sono la fonte e la scintilla dell'innovazione. Noi di Coesa semplifichiamo procedimenti complessi, dall'efficientamento energetico alla ricerca degli incentivi. Garantiamo risultati tangibili. Futsal People, siamo tornati in diretta dal Pala Maggiore di Leini, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Italservice Pesaro dell'84 e l'84 avanti dopo la prima frazione di gioco per 5-2. Tanto Pesaro all'inizio avanti con il primo sigillo biancorosso di Ramon. Poi però molto meglio l'84 che ha sfruttato appieno tutti gli errori in fase di costruzione della squadra di mister Bargnesi. Stabilmente tra i pali ora Marco Pasculli dopo il giramento di testa, diciamo, di Fabio Tondi. Qualche protesta da parte di Tony Nandel, ammonito nel primo tempo. Il secondo giallo, quello nel finale della prima frazione, è arrivato proprio ai danni di mister Bargnesi, che sta cercando di galvanizzare e caricare un po' i suoi, che avevano condotto una buona prima frazione di gioco fino a 2-3 minuti dalla conclusione. Poi tanta l'84 nel finale, un ottimo anche Enrico Ricordi con un paio di parate da segnalare. Sugli altri campi invece la Meta ha avuto la meglio del Viturano Drugstore Manfredonia in giornata per 9-1, 3-3 tra Active Network e Came Treviso, 6-1 vittoria tennistica della Roma sul Pirostigeno Cosenza, sospesa invece Fortitudo Pomezia e Cositi Genzano, 2-2 tra Napoli e Feldieboli nel derby. Sandro Abatte avanti nell'altro derby contro il Sala Consilina per 2-0, Petrarchi invece avanti per 3-1 in casa contro il Benevento. Ma via si parte, andiamo, buon divertimento col secondo tempo di L84 Italservice Pesaro. Pasculli, Puzzolino in verticale nella zona di nessuno, direttamente da Ricordi.
Sguardo in avanti e pallone che segue lo sguardo. Rescia di testa direttamente da Osico che la mette giù col petto per Tuli. Cuzzolino, Rescia. Osico, isolamento con Ramon. Passa bene Osico. Poi guarda la porta e calcia, centra sul petto Barichello. Poi Ramon. Spinge la transizione. Guarda la porta Ramon, Pasculli non la tiene. Osico saggiamente allunga in out. Barichello, Tony Nandel. In verticale da Patias. Scava il pallone verso Tony Nandel, anticipo Tuli. Poi Rescia esterno per andare da Cuzzolino che vince il rimpallo bene su Barichello. Cambia lato e Tuli. Con calma nell'84 Tuli lascia lì per Cuzzolino, si mette in ritmo, guarda la porta, scava il pallone verso Rescia che lo addormenta e riparte da Osico. Cuzzolino. Tuli in verticale, si gira e riparte da Cuzzolino. Bella palla per Rescia che non ci arriva in spaccata. Applausi comunque per Maxi Rescia che lavora bene sull'asse argentino. Zoppicante Leandro Cuzzolino. Regge Patias. Ramon. Tony Nandel scappa dalla pressione forte di Osico. Poi Barichello. Patias. Cambio lato Ramon. Patias. In verticale per Barichello, ci arriva di testa Osico che però favorisce il 24 del Pesaro che guarda la porta e calcia. C'è Marco Pasculli. Barichello Ramon. Tony Nandel. Patias si butta dentro Tony Nandel. Visto e servito. È scivolato il capitano del Pesaro perdendo il ritmo per la conclusione. Fuori Cuzzolino, dentro Murilo. Problema alla caviglia sinistra credo per Leandro Cuzzolino. Gioca però Murilo schiocca. Rescia. Osico. Tuli e poi Rescia. Ancora Tuli. Osico. Rescia. Con calma nell'84 forte del vantaggio di 3 reti. Murilo. Rescia. Murilo. Scava il pallone per la possibile corsa da parte di Osico. Si libera della sfera così. Murilo schiocche. Rimessa pesa. Ramon. Scarico per Tony Nandel. Barichello. Rischia sulla pressione di Tuli. Ramon. Palla centrale. Tony Nandel gliela porta via bene Tuli. Poi Osico scappa dalla pressione forte da parte di Barichello. Trattenuta. Ci arriva però prima di tutti Murilo Schiocche che alla fine guadagna una preziosa rimessa laterale. Fuori Tuli, dentro Braga. Rescia. Murilo. Rescia. Con l'esterno. Bene da Braga. Osico. Murilo Schiocche in verticale, legge però bene Patias che vorrebbe spingere la transizione, suggerimento è Ramon. Poi Tony Nandel vuole il fondo, scivolata perfetta ancora una volta da parte di Maxi Rescia che allunga direttamente in out. Palla centrale, non la aggancia Patias, la trova Braga e poi Murilo prova a spingere da solo la transizione, alla fine aspetta e si rifugia da Osico. Braga. Suolata, lascia lì per Schiocche, guarda la porta Murilo, centra Tony Nandel che però non riesce a tenere il pallone in campo. Osico. Da Rescia, Osico. Guarda la porta Osico, calcia, centra Ramon. Poi Murilo raccoglie. Braga, scambio con Osico che però non trova il pallone. Rescia. Osico si gira. Calcio Osico, forte sul primo palo. C'è Enrico Ricordi. Murilo Schiocche sul punto di battuta. Palla corta, Braga di prima dentro a cercare il possibile inserimento da parte di Maxi Rescia che non è partito. Tony Nandel, Ramon, subito in verticale da Saponara, gli lascia campo Siqueira, prova a girarsi Saponara, calcia! La riapre Alessio Saponara, gran giocata, davvero pivot e 5-3 a 16 e 11 dal suono della sirena Alessio Saponara.
aveva bisogno di questa partenza il Pesaro per credere nella partita. Gran gol di Saponara, che si è girato molto molto bene. Occhio a Braga però dall'altro lato fino in fondo. Braga toccato da Ramon, c'è il fischio, fuori area, punizione per l'L84 a pochi centimetri dall'area di rigore. Situazione sicuramente da rivedere, giallo per Ramon per il fallo. Decisamente poco convinto l'Universale del Pesaro, scuote la testa anche Saponara. Qua rivediamo Braga, controlla, passa davanti a Ramon, il tocco è evidente, così come è evidente che sia fuori area. Giustissima l'interpretazione dei due direttori di gara e dopo 4 minuti punizione per l'84. C'è Murillo Schiocchè sul punto di battuta, Raguso a rimorchio così come Braga. Scarico per Raguso, calcia forte sul primo palo, non trovando né lo specchio né la deviazione, nessun problema questa volta per Ricordi. E va a lungo, anticipo Raguso su Saponara, Murillo raccoglie, si gira, calcia Murillo, deviazione di Matteo Barrichello e angolo per l'84. Palla sopra verso Braga, calcia al volo Braga, sbucciando il pallone e andando in un metaforico terzo anello del palazzetto. Ringrazia Ramon che gioca addosso a Siqueira, rimessa Pesaro. Ricordi in verticale in zona Saponara, esce Pasculli che ci arriva, poi Saponara controlla, prova a calciare. Troppo poca la distanza dalla porta di Marco Pasculli per far scendere questo pallone. Pasculli, Siqueira, Murillo in verticale, forte da Braga che riesce a scappare ancora una volta dalla pressione di Ramon, poi va giù Braga, non c'è niente, buon lavoro di Ramon. Tony Nandel, Barrichello, isolamento con Murillo, gliela porta via bene Murillo, Barrichello trattiene Murillo Schiocchè e si prende il giallo. C'è un'intesa poi tra i due compagni di Nazionale. Si dispera Barrichello che ha trovato un buon gol nella prima frazione di gioco, poi l'errore che ha portato ad una rete dell'84 nella finale di primo tempo. Rischia Siqueira, il rimpallo favorisce Murillo Schiocchè. Poi Braga aspetta, regge il pallone, si gira Braga, lascia lì per Siqueira, calcia Siqueira. Molto bene Gastaldo in fase di copertura, altro angolo per l'84. Palla centrale, Murillo di testa addirittura, trovando però solo le mani di Ricordi. Transizione Tony Nandel, guarda la porta, masticando il sinistro che va lontano dalla porta di Marco Pasculli. Quinto minuto. 5-3 per l'84, il Pesaro ha riaperto la partita grazie al gol di Saponara. In avvio, ottimo lavoro del pivot dell'Ital Service, Tony Nandel. Ecco Saponara, si gira su Raguso, poi cambio lato per andare da Tony Nandel. Saponara lascia lì Tony Nandel, rinviene molto bene Tuli, altro giro dalla rimessa per il Pesaro. Gastaldo, lascia lì Barrichello, Gastaldo, Barrichello calcia, deviazione col pallone che se ne va, sarà rimessa laterale vicina, apparente di un calcio d'angolo per il Pesaro. Capitan Tony Nandel sul punto di battuta, occhio la palla sopra per Barrichello che arriva
calcia al volo Barrichello, legge Tuli, poi Siqueira spinge la transizione, scava il pallone, non passa però la sfera sulla buona posizione da parte di Barrichello, poi Tuli in verticale, gestione da pivot, si gira Tuli, Siqueira calcia, rubando il pallone al proprio numero 6, puntata di sinistro per Lucas Siqueira che andava a caccia della doppietta personale. Tony Nandel in verticale, prova a prendere il motorino Gastaldo, non può arrivarci, respira l'84. Cuzzolino Siqueira, Cuzzolino. Raguso, prima linea ora molto alta del Pesaro, Gastaldo ci mette il piedone. Rimessa dal fondo per Pasculli, Pesaro che ha chiaramente cambiato l'atteggiamento in questo avvio di seconda frazione, linea di pressione attacco palla molto più alta per mettere in difficoltà l'84, bella palla di Tuli per Cuzzolino che prova a passare, lavora su di lui anche Gastaldo che alla fine allunga direttamente in out dopo la buona copertura da parte di Badai. Tuli sul punto di battuta che ha chiamato la giocata a Lucas Siqueira. Cuzzolino, palla per Tuli che non si capisce col proprio compagno, giocata che abbiamo visto tante volte per Leandro Cuzzolino, provata a più riprese con Giuliano Fortini. Saponara regge il pallone, su di lui Cuzzolino, prova a girarsi Saponara, scarico per Gastaldo, Tony Nandel, Badai, Tony Nandel in verticale, Gastaldo mette giù, prova a girarsi, pallone out, rimessa all'84. Pronto a rientrare anche Maxi Rescia, rotazioni non lunghissime sulla panchina dell'84. Chiaramente c'è Pedro Mendes, classe 2006, non c'è Giuliano Fortini, uno dei migliori in quella che è stata la prima parte di stagione verdenera. Siqueira si prova a mettere il ritmo, poi regala però il pallone a Ramon, 3 contro 3 possibile per il Pesaro. Ramon lascia lì Saponara, prova a chiudere 1-2, Pasculli fa sul pallone e lo scava in verticale per la corsa di Raguso, Gastaldo legge provvede allungando direttamente in out. Cambio per Lucas Siqueira, dentro Coco che riceve, scambia poi con Raguso, parallela per la corsa di Coco che la mette dentro per Tuli, Ricordi, poi Tuli cade sul pallone toccandolo con la mano, Ricordi sta tenendo a galla il Pesaro. Gastaldo, Ramon, che occasione per l'84, grande parata di Ricordi, occhio a Gastaldo, Ramon, Patias, Gastaldo prova ad autolanciarsi, taglia fuori preciso di Mattia Raguso. Coco con Campo, lascia lì a Cuzzolino, aspetta ora il Pesaro. Tuli, palla centrale, Coco 1-2 con Tuli che calcia con la punta, ci ha messo il piede a Ricordi, sarà angolo per il Pesaro, si è disperato Ramon perché il pallone andava chiaramente sull'esterno della rete, ha fatto comunque bene Ricordi a cercare la sfera. Tuli sul punto di battuta, a sistemare la porta però del Pesaro, ora si può giocare. Palla dentro per Coco che la trova male però, e poi Badai allontana la minaccia, rotazioni per l'84, dentro nuovamente Osico e Maxi Rescia, dolorante invece Coco Wellington che ha mancato l'impatto col pallone pochi istanti fa. Osico, Rescia, Osico, Coco, Cuzzolino, Osico da Pasculli e poi lancio in verticale per Osico, solissimo, rientra Osico, prova a imbucare per Rescia, pallone ancora una volta troppo lungo, un po' metà strada tra Coco e Rescia, respira il Pesaro. Barrichello da Ricordi che si è sganciato, prende campo Ricordi,
si mette in ritmo, guarda la porta e calcia. Arriva Rescia ad allungare il pallone direttamente in out. Badai sul punto di battuta, Barichello. Isolamento con Rescia, si riforma l'accoppiamento. Crocchetta di Barichello che passa, poi arriva Coco che legge e provvede, allungando direttamente in out. Ottimo raddoppio in fase difensiva di Coco Wellington. Barichello forte dentro, poi doppio rimpallo, alla fine Coco, poi Barichello trova il pallone, prova a passare, ancora Coco portarglielo via. Un po' di confusione dentro l'area di rigore dell'84, c'è un'intesa poi tra Coco e il primo arbitro Cini, con Badai che si era trovato il pallone un po' lì, senza riuscire a calciare verso la porta di Pasculi. Palla centrale Patias, dimenticato dalla difesa dell'84, si divora il possibile gol del -1 per il Pesaro, come aveva già fatto nel primo tempo. Occasione decisamente più grande quella dei primi 20 minuti di gioco. Bella palla in parallela per la corsa di Osico, legge provvede però ricordi, poi Badai, finte di corpo Badai, non passa su Cuzzolino, Rescia ci arriva, il pallone però è uscito, sarà rimessa per l'84 secondo il secondo arbitro Lacrimini. Pronto Braga a fare il proprio ingresso sul terreno di gioco. Osico Cuzzolino, Osico scava il pallone per la corsa di Coco, controllo di spalla di Coco direttamente da ricordi. Tony Nandel scava il pallone in verticale da Matteo Barichello, prova a imbucare bene per Tony Nandel che spara a salve con il destro, non trovando lo specchio della porta. Attenzione perché siamo già dall'altro lato. Osico, Cuzzolino, calcia Cuzzolino, deviazione e pallone out. Sarà angolo per l'84, si dispera ancora le Patias per l'occasione di qualche secondo fa. Sarà angolo per l'84 con qualche problema sulla panchina dell'Ital Service, ma si può giocare. Pronto Coco, palla forte dentro, ricordi la trova e poi Barichello prova a scasare in mezzo a due, sempre Barichello, gliela sporca Coco, il pallone se ne va, l'ultimo tocco è di Matteo Barichello. Rescia, Cuzzolino, Coco scappa dalla pressione di Ramon, poi palla centrale per Osico. Rescia, doppia linea, Osico scava il pallone per la corsa di Rescia, Rescia fino in fondo, pallonetto perfetto di Maxi Rescia che ce la fa questa volta a battere Enrico Ricordi e a 10:10 del suono della sirena fa 6-3 Maxi Rescia. Giocata che l'84 cercava da diversi minuti, l'ha trovata ora con Osico e Maxi Rescia, bravo a trovare il contatto giusto col pallone, a battere Ricordi in uscita. 6-3 chiude il primo set l'84, ma attenzione perché 10 minuti e 10 secondi sono tantissimi e voi non lo vedete, ma mister Bargnesi sta preparando la maglietta da portiere di movimento per un finale super acceso al Pala Maggiore di Leni. Ramon, Tony Nandel, Ramon, Barichello, Tony Nandel in verticale, Patias prova a imbucare, centra Rescia, pallone in out, preziosissimo Maxi Rescia in tutte le fasi di gioco. Palla fuori, Barichello rinnova il duello con Murilo Schiocchi.
sempre Barrichello, prende il campo, rientra Barrichello, calcia Barrichello. Con il destro non c'è stata deviazione, si dispera ancora una volta Matteo Barrichello. Con tutta la calma del mondo Osico. Quarto finale di partita, come detto 6-3 in favore dell'84, che gioca ora con Murilo Scocchi. Braga, anticipo Ramon. Patias. Ricordi. Ramon. Braga lotta, vince il rimpallo Ramon che cambia lato, bene per Tony Landel, riviene su di lui Osico. Tony Landel, finta e controfinta, prova a passare, Braga gliela porta via e lavora molto bene, 3 contro 2 possibile per l'84. Braga manda per Rescia, controllo per saltare Ricordi, tiene il pallone in campo, Anzino, Maxi Rescia, sull'uscita da parte di Enrico Ricordi. Si è disperato Murilo perché era liberissimo alle spalle di Maxi Rescia. Buon lavoro in fase difensiva per Lucas Braga. Passaggio in verticale buono ma non perfetto, con Rescia che non è riuscito a trovare nella conclusione di prima nel possibile dribbling su Ricordi. Rischia Ramon andando in verticale con Braga che poteva provare a tenere questo pallone in campo, voleva addirittura un fallo di mano Ramon che ora trova la verticale per Saponara, pallone però uscito, rimessa all'84. Siqueira, Murilo in verticale da Braga, pallone troppo lungo ancora una volta, Braga non può arrivarci, respira il Pesaro. Mister Bargnesi a colloquio con Gagliani, forse per indirizzarlo verso la gestione del portiere di movimento. Bella palla in verticale, legge però Pasculli. Siqueira, Braga con calma scappa dalla pressione di Ramon, prova ad andare indietro da Murilo regalando però il possesso al Pesaro. Gestione non perfetta della giocata per Lucas Braga. Tony Landel sul punto di battuta. Barrichello, isolamento con Braga, rientra Barrichello, calcia Barrichello, ci arriva Pasculli, forse tocco di Saponara, sarà rimessa per il Pesaro o addirittura Rescia di testa che fa cenno ok. È arrivato il momento del portiere di movimento per il Pesaro, dentro Ale Patias al posto di Enrico Ricordi insieme a Tony Landel, Ramon, Saponara e Matteo Barrichello che gestisce. Ramon, Patias, fischi di paura del Palamaggiore, Tony Landel rischia, ci arriva Rescia, rimessa Pesaro, Tony Landel va a prendersi il cambio. Rotazioni anche per la fase difensiva dell'84, dentro Gagliani come avevamo anticipato. Mancava un mancino effettivamente sul lato destro, non poteva bastare il solo Saponara. Patias, posizione complicata da gestire per il giocatore che fa le veci del portiere, quella di palleggiatore primario. Buona doppialina per Barrichello. Calcia Barrichello, Pasculli, poi Rescia guarda la porta e ci prova, trovando però solo il piede destro di Ali Patias. Barrichello in angolo, Ramon, Barrichello, Gagliani in angolo, Saponara, Barrichello, scarico per Patias e poi Barrichello, rotazione completata con Ramon, cambio lato, Patias, Gagliani in angolo, vuole il fondo Gagliani, la mette dentro trovando solamente le ginocchia di Marco Pasculli, sarà angolo in favore del Pesaro, resta giù Gagliani nel contatto di pochi istanti fa. Qui la bella parata invece di Marco Pasculli a coprire il suo palo, Rescia poi controllato e sparato verso la porta del Pesaro, c'era però su quella strada Ale Patias che ora controlla. Calcia Barrichello, deviazione esterno della rete. Si gioca però, non è angolo, occhio a Rescia, tutti indietro quelli del Pesaro, calcia Rescia, Patias molto bene nelle veci da portiere. Barrichello era convintissimo dell'angolo, tutti i suoi compagni però sono scappati all'indietro, alla fine ha avuto ragione nell'84.
con Rescia, che forse poteva essere un pochettino più cattivo nella ricerca del 7-3 della doppietta personale. Parlava proprio di quello Barrichello con il primo arbitro Cini. Cuzzolino fa passare secondi andando da Pasculli. Lancio in verticale in zona Tuli, che rischia su l'uscita di Ricordi. Fallo di Tuli secondo il primo arbitro. Il secondo arbitro Lacrimini. Ha rischiato non poco l'Ital Service Pesaro con Ricordi in questo frangente. Ricordi grande portiere tra i pali, c'è chiaramente però un mismatch di altezza con Tuli, ma riparte il giro palla dell'Ital Service con Patias, che adesso si schiera in angolo. Ramon, ecco Patias. Palla centrale per Gagliani, super parte di Pasculli. Poi Barrichello tiene il pallone in campo, scava per Gagliani, scarico Ramon e poi Barrichello. Saponara calcia Barrichello, deviazione Osico, ci prova ad autolanciarsi, non c'è fallo, anzi sì, da parte di Ramon, che è già ammonito, prende il secondo giallo, rosso per Ramon. E ora 2 minuti di inferiorità numerica per il Pesaro, che vede svanire l'opportunità di andare col portiere di movimento. Proteste veementi da parte di Ramon ai danni del primo arbitro Cini. Trattenuta leggera che c'è stata ai danni di Osico. Chiaramente se si fischia il fallo senza portiere, gel automatico, il secondo per Ramon. A 6 minuti e 30 dalla fine della partita, 6-3 e l'84 che può gestire l'uomo in più, accompagnato fuori Ramon dal boato del pala maggiore di Leini. Grande parata di Marco Pasculli invece pochi istanti fa, che ha tenuto a galla l'84, propiziando poi proprio l'espulsione da parte di Ramon. Gioca l'84. Osico, Cuzzolino, Coco, Cuzzolino, Osico. Calcia Ricordi, poi Toni Landella trova, prova a mandare in verticale Gastaldo, che però ha poche energie, soprattutto non è col motorino. Osico dopo il tocco di Cuzzolino. Palla centrale, Tuli si gira, calcia Tuli! Eccolo qua, il gol del 7-3. Per l'L84 lo mette Tuli con i verde-neri che sfruttano alla grande la superiorità numerica giocata da vero pivot di Tuli, che trova il più 4 a 6 e 0-8 dalla Sirena. Torna in parità numerica il Pesaro, che rimette chiaramente in campo il portiere di movimento. 6 minuti alla fine, speranze ancora vive per il Pesaro con Toni Landella che ci prova e trova solamente l'esterno della rete. Poi Pasculli va da Tuli che vede Raguso, c'è Patias in porta, ottima lettura Barrichello, poi Gagliani, scarico Saponara, Raguso resta lì e poi saggiamente scappa all'indietro. Toni Landella. Patias riprende possesso della metacampo dell'84, occhio a Barrichello che riparte da Felipe Toni Landella. Gagliani, Patias, Barrichello, Toni Landella, Patias, Barrichello. Patias lascia lì ancora Barrichello, prova a alzare la prima linea dell'84, poi ancora Barrichello. Sgasa, si mette in ritmo, poi lascia lì per Raguso che non calcia verso la porta del Pesaro, raccoglie Toni Landella. Palla in verticale per Saponara che va a centimetri dal gol del 7-4, scontrandosi poi con Pasculli che vorrebbe l'ingresso dello spazzolone. Grande inserimento da parte di Saponara, Pasculli deve giocare velocemente.
in verticale da Rescia che prova ad arpionarla, pallone complicato da gestire, vola al cambio ricordi, rientra Le Patias e rincula ancora una volta l'L84. Gagliani, Barrichello, Patias, Tony Nandel, Patias, Barrichello, scarico Gagliani, Barrichello, calcia Barrichello, Pasculli, poi Murillo non trova l'impatto col pallone, rimessa Ital Service. Gagliani, Barrichello, Patias, scappa Barrichello dalla pressione di Tuli, Patias, Tony Nandel, Gagliani mette a sedere Tuli, poi scarica per Barrichello, sempre in quella zona Tuli, altro scambio tra Gagliani e Barrichello, si lamenta un po' Patias che riceve, Barrichello si mette in ritmo, calcia Barrichello e la riapre ancora una volta a poco meno di 4 minuti dal suono della sirena. 7-4, Mateus Barrichello, doppietta per il 24. Si deve ripartire, dicevamo che la partita non era finita, lo sa il Pesaro, lo sa anche l'L84 che sopra sì di 3 reti ma manca un bel po' alla fine di questa sfida. Va in verticale Pasculli direttamente da Ricordi che lascia lì Tony Nandel, prova a tenere la prima alta, adesso l'L84, cambio lato Gagliani, Tony Nandel prova a sgasare in banda, Tony Nandel prende campo, Tony Nandel esterno fuori, è mancato l'arrivo sul secondo palo da parte di Saponara, anche lui forse un po' stanco. 3-28 al suono della sirena. Pasculli per Cuzzolino, pressione altissima del Pesaro, Osico rischia, va da Murillo che deve scappare all'indietro e poi lancia il pallone in verticale per Rescia, ricordi due tempi la fa sua. Gagliani, Tony Nandela direttamente in verticale, lotta Barrichello, Osico, la vince Barrichello che prova a mettersi ancora in ritmo, calcia Barrichello, male questa volta col sinistro, poi gioca veloce Pasculli, Cuzzolino, Osico dopo il tocco di Rescia, Murillo Schiocchè, pallone in campo, palla in verticale per Rescia che controlla Rescia fino in fondo, ricordi, poi Rescia lascia lì per Murillo, prova a mettere la parola fine alla partita. Murillo Schiocchè a 2,52 dal suono della sirena firma il gol dell'84. (8-4) e suonata la sirena, time out chiesto da mister Barniesi, stop sul parquet, stop anche per noi e poi si ritorna con gli ultimi 2,52 di fuoco al Pala Maggiore di Lini. È suonata la sirena che ha richiamato in campo le due squadre, poco meno di 3 minuti alla fine, 4 gol da recuperare per il Pesaro, nel calcio 5 si può tutto. L'84 che ha trovato nuovamente 4 reti di vantaggio grazie al sigillo di Murillo Schiocchè. Resta ancora tanto però da giocare, Patias, Barrichello, calcia Barrichello, centra Tuli.
Palla centrale, Galliani per la conclusione di Raguso dopo il tocco sbagliato di Ale Patias, e Mattia Raguso a mettere questa volta, forse per davvero sì, la parola fine alla partita. 2:20 al suono della sirena, Mattia Raguso 9-4. Resta in campo il portiere di Movimento dell'Italservice Pesaro per provare a rendere meno amara questo finale al Pala Maggiore di Leni. Tony Nandel, Barichello sul secondo palo per Saponara, che di testa non trova lo specchio della porta. Pasculli lancia in verticale cercando Rescia di testa, che non inquadra però il bersaglio grosso. Non l'ha toccata Patias, che gioca. Pallone in verticale, Saponara mette giù e lascia Barichello. Isolamento con Tuli, finta di Barichello che passa, poi vince il rimpallo, sempre Barichello. C'è però Leandro Cuzzolino sulla sua strada. 2 minuti al suono della sirena, 9-4. Palla sopra, Patias, Barichello, Tony Nandel, Barichello, Galliani rischia sulla pressione da parte di Rescia, e poi Patias. Saponara calcia, Saponara centrando ancora una volta Leandro Cuzzolino. Bella giocata di Alessio Saponara. Buona copertura invece del Universale argentino. Patias, Barichello col destro, molto male, non c'è deviazione, pallone lontanissimo dalla porta. Poi Pasculli in verticale per Pedro Mendes, appena entrato, lascia lì Rescia per Mendes, che ci prova con l'esterno trovando solo Galliani. Occhio a Barichello dall'altro lato per Saponara. Pasculli, che parata da parte di Marco Pasculli, che si prende gli applausi del Pala Maggiore di Leni e nega la gioia della doppietta da Alessio Saponara. Poi Rescia direttamente in out. Ottimo ingresso di Marco Pasculli dopo l'infortunio di Fabio Tondi. Rinuncia ora al portiere di Movimento mister Bargnesi. Barichello calcia, centra Pedro Mendes, poi ancora Barichello, lascia lì per Saponara. Barichello ancora sul secondo palo, manca però un uomo del Pesaro. Pasculli, altro lancio in zona Osico, che non mette giù. C'era in agguato Pedro Mendes dentro l'area di rigore. Sarà rimessa laterale per l'Italservice Pesaro. Prima però problema di Lacci per il secondo arbitro Lacrimini. Anzi, rimessa dal fondo con Ricordi, che gioca con Felipe Tony Nandel. Saponara, Tony Nandel, isolamento con Cuzzolino, sempre Tony Nandel, vuole il fondo, poi rientra per Galliani, forte, out col sinistro. Osico, palla centrale Rescia. Mendes, attaccato forte da Galliani, riparte da Cuzzolino. Osico, Rescia, 30 secondi alla fine. Osico, Cuzzolino in verticale da Osico, sponda complicata da gestire per Mendes, che alla fine però lavora bene su Tony Nandel. Cuzzolino addormenta il pallone, dice ok l'Italservice Pesaro. Scorrono i secondi che rimangono alla conclusione della partita. Tanti abbracci sulla panchina dell'84, stremata invece l'Italservice Pesaro. Suona la sirena, luci spente al Pala Maggiore di Leni. L'84 vince la seconda partita consecutiva del proprio 2025, battendo per 9-4 l'Italservice Pesaro, che ci ha provato con le unghie e con i denti fino alla fine, ma i 3 punti a casa li tiene l'84, e quindi una buona serata da Enrico Coggiola.